bentrovati, bentornati a TG2 insieme. Come vedete sono le 9:32, noi siamo tutti puntualissimi, spero anche voi che siate qui davanti alla televisione, perché oggi vogliamo parlare di automobili, ma non soltanto di automobili, tutto ciò che diciamo l'uomo c'entra molto ma nel contempo pochissimo, perché pensate, si parla, ma già ci sono dei prototipi di auto che vengono guidate senza conducente. Allora, se oggi è così, domani come andremo a finire? Poi parleremo di droni, poi vedremo un robot pizzettaio, divertentissimo, tutto reale, giuro. Poi vogliamo parlare di cibo, quello sano però, ovvero come non ammalarsi anche mangiando bene, oppure anche addirittura curando alcune patologie con un cibo adeguato e sano. Allora adesso vediamo un po' questa robotica, che fine fa, vediamo. La vettura a guida autonoma è ormai una realtà. I costruttori stanno provando alcuni modelli su strade abilitate a far circolare l'auto che di fatto è un robot. Dotata di telecamere che vedono tutto ciò che succede attorno, radar, raggi infrarossi, sarà in grado di portarci dove vogliamo, come se avessimo un autista. Tra i costruttori, è una questione di ore per l'ufficialità, anche FCA dovrebbe annunciare l'accordo con Google per sviluppare la macchina a guida autonoma. Una joint venture che prevede che FCA fornisca a Google un certo numero di Chrysler Pacifica, vettura presentata a Detroit, trasformandola nel veicolo di base su cui realizzare i test per la self-driving car. Un modo per Torino per mettere piede nel mondo della connettività con l'immenso patrimonio di dati che si porta dietro e di cui la macchina a guida autonoma ha bisogno per muoversi. Deve essere sempre connessa, infatti, perché quando questa tecnologia sarà messa a punto potremo, ad esempio, attraverso un'app, chiamare il veicolo, che da solo uscirà dal garage e ci verrà a prendere, e allo stesso modo ordinargli dal cellulare di andare a parcheggiare. Allora, quello che avete appena sentito è il servizio di Maria Leitner, avete sentito? Queste macchine, queste auto possono andare senza conducente. Allora dico, se siamo arrivati a questo punto, chissà domani cosa succederà, tant'è che vi ho detto vedremo addirittura un robot pizzettaio, ma non soltanto, perché poi ci sono i droni, quindi tutto quello che accade, che avviene senza l'utilizzo, diciamo, della mano dell'uomo, perché poi ovviamente dietro a queste macchine c'è l'uomo, è evidente. Allora, ne vogliamo parlare ovviamente con Maria Leitner, buongiorno. Buongiorno, ciao, grazie ciao. di essere qui con noi, voi la conoscete grazie a tutti, tutti, no? Sapete, lei si preoccupa della rubrica TG2 Motori e tra l'altro mi dicevi, Maria, proprio rapidamente, che sulla macchina senza conducente, insomma, c'è un bel po' da dire, nel senso che effettivamente è una realtà. Beh, c'è tanto da dire, è una realtà, perché insomma, non si pensava si sarebbe arrivati in così poco tempo. Gli studi in realtà che stanno facendo tutte le case automobilistiche e anche appunto nella Silicon Valley, Google e altri, vanno avanti da 15 anni, quindi non è poco, insomma. La guida senza conducente, perché? Che vantaggi può dare e che svantaggi può dare? No, aspetta, perché ti fermo, perché voglio presentare gli altri ospiti e poi andiamo subito al dunque, perché giustamente Maria dice allora vantaggi e svantaggi, perché è quello che poi noi ci chiediamo, sì, effettivamente. Non viene a caso, diciamo, ecco. Nulla arriva per caso. Allora, tanto voglio ringraziare in modo particolare Maria Rita Grieco, buongiorno. Lei è un'altra grande della famiglia TG2, lei è caporedattore della redazione Costume e Società e Scienze anche. Grazie Maria Rita di essere qua. Abbiamo riso un po' quando abbiamo visto questo robot pizzettaio che tu hai avuto modo di conoscere da vicino, diciamo. Sì, Rodiman è... Ah, è pure battezzato? Sì, ha un nome ed è amico del gruppo di lavoro che in qualche modo sta facendo un lavoro di grandissima ricerca e di grandissima applicazione meccanica e robotica per diventare il robot pizzaiolo. Poi spiegheremo perché. Non è, cioè, diciamo che l'accostamento vuole essere un accostamento anche un po' così provocatorio, ma in realtà poi il significato è ben altro. Poi lo vediamo. Tutto questo mi pare di capire che accade a Napoli, Maria Rita, a no? Napoli, Perché se si parla di pizza, voi capite che... esattamente, quello è stato un po' lo spirito dei ricercatori che hanno in qualche modo voluto associare la napoletanità a questo studio invece di grandissima
grandissima ricerca e di grandissime applicazioni meccaniche. Assolutamente, infatti poi ci collegheremo con Napoli, perché per noi lì c'è un ingegnere che appunto si occupa e si preoccupa, dico io, proprio tutti i giorni di questi argomenti, perché si preoccupa di ingegneria, insomma di tutto quello che sta poi dietro alla robotica, no? E quindi non soltanto ovviamente a dei robot, ma anche a dei droni, a tutto quanto gira intorno a questo. Allora, non poteva mancare, perché abbiamo parlato di automobili che probabilmente andranno senza conducente. Ania, buongiorno, Umberto Guidoni, grazie Buongiorno. di essere qui, davvero grazie. Prima di parlare con la nostra Leitner Maria, che appunto è andata subito al dunque, no? Diceva vantaggi e svantaggi, mi viene in mente una domanda. Allora, se la macchina non è guidata da una persona, l'assicurazione che fa? Come si muove? No, guardi, vorrei tranquillizzare tutti che l'assicurazione non sparisce, quindi il premio continueranno, Ecco. qualcuno continuerà a pagarlo, perché evidentemente ci sarà qualcuno che provocherà un danno e ci sarà qualcun altro che dovrà essere risarcito per questo danno. Quello che ci auguriamo sicuramente è un fatto, e cioè che questo sistema, che insomma sta avendo sicuramente una grande promozione, ha una serie di controindicazioni che dovranno essere valutate. Prima di tutto, se c'è un largo dibattito se il guidatore non ci dovrà proprio più essere o invece se è il caso che ci sia, perché spesso le scelte che una macchina deve fare possono essere delle scelte sbagliate. Oggi se un pedone attraversa improvvisamente, Ecco. e la scelta è tra evitare il pedone e uccidere il trasportato o il cosiddetto conducente, o è prendere il pedone, che cosa fa la macchina? La scelta dell'individuo, la scelta soggettiva, eliminarla completamente è un dibattito aperto. E sui temi della responsabilità chiaramente bisognerà andare ad analizzare nel dettaglio se potrà essere il produttore del software, se potrà essere il produttore, la casa automobilistica, se dovrà essere il proprietario del veicolo. Dovranno essere valutate una serie di questioni che riguarderanno i momenti nei quali questi veicoli viaggeranno insieme ai veicoli tradizionali. Certo. Io immagino, Quindi per lei esempio, dice la fase ibrida, dove troviamo magari auto senza conducenti e invece automobili guidate da qualcuno. Certamente, ma poi questa fase ibrida siamo sicuri che si concluderà. Ci sono i mezzi a due ruote a motore, i motorini, i ciclomotori, che non sono ancora a guida autonoma. Noi ne abbiamo 10 milioni circolanti in città, che circoleranno evidentemente con Certo. mezzi di questo tipo. Quindi c'è una grande attenzione da parte chiaramente del settore assicurativo, ma evidentemente delle responsabilità ci saranno. Quello che ci auguriamo sicuramente è che questi dispositivi possano ridurre l'incidentalità. Le prime sperimentazioni ci dicono Questo. un incidente per una sperimentazione di 1.700.000 chilometri. Noi abbiamo 3 incidenti ogni milione di chilometri attualmente, quindi se fosse vero che c'è una riduzione di 1/3, questo significherebbe salvare vite umane, e questo sicuramente è un aspetto che va valutato. Però non mi aspettavo un dato così interessante, così forte. Poi Maria, vengo da te ovviamente, perché vogliamo andare a Napoli, abbiamo detto, a Napoli c'è per noi, eccolo là, Vincenzo Lippiello, buongiorno, grazie di essere qui Vincenzo. Allora, lui è un professore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione, Università Federico II di Napoli. Ho detto tutto? Sì, perfetto. Buongiorno a tutti. Allora, buongiorno. Ieri nella nostra chiacchierata al telefono devo dire che io sono rimasta sbalordita, perché voglio dire ai nostri telespettatori a casa che non stiamo parlando di fantascienza, tutto quello che stiamo dicendo e vogliamo portare alla vostra attenzione già esiste. Allora, lei ne è un esempio, perché mi diceva del fatto delle macchine, che addirittura c'è una macchina capofila. Cosa state facendo all'Università di Napoli nella ricerca? Sì, è un esempio della ricerca che si fa in Italia, ricerca di grande qualità. E abbiamo degli esempi veramente incredibili in Italia, che ora probabilmente sono alla ribalta di media proprio grazie a questo accordo che è stato fatto tra la Google e la FCA, ma che hanno una storia, direi, ventennale. Faccio un esempio prima di arrivare al nostro caso specifico di Napoli. Probabilmente una delle prime auto che a guida completamente autonoma è stata sviluppata nel 1998 a Parma dal professor Alberto Broggi, che è un luminare in questo campo, tant'è che la Silicon Valley ha deciso qualche anno fa di spostarsi lei a Parma, andando a comprare lo spin-off creato da
dal professor Broggi. Nel 98 questo accadeva, professor Lippiello? 98, ho capito bene? Esatto, nel Però... 98 è stata costruita un'auto che ha percorso 2000 km in completa autonomia e le dico di più, pochi anni fa, nel 2010, l'equipe del professor Broggi ha viaggiato con un plotone di 4 autovetture da Milano fino in Cina in guida completamente autonoma. Quindi la ricerca in effetti ha fatto passi da gigante negli ultimi anni e ora che ha raggiunto un grado di maturità sufficiente, anche la parte business, tutti i grandi produttori hanno capito che la scienza ha raggiunto un livello di maturità tale da poter incontrare il mercato. Ecco perché si giustificano questi grandi investimenti che la Google ad esempio fa da 10 anni, infatti. Anche la Apple da alcuni anni ha cominciato a creare la Apple Car e così tanti altri. A Napoli, sì. sì, le dicevo, a Napoli in effetti pure si sta sviluppando una tecnologia che probabilmente probabilmente sarà la prima tecnologia che sarà soggetta a una normativa e sarà probabilmente la prima tecnologia di guida autonoma che vedremo sulle nostre macchine, ed è il cosiddetto guida in squadriglia, nel senso che vedremo sulle nostre autostrade una fila indiana di autovetture al cui la prima autovettura che sarà in testa avrà un normale guidatore e tutte le altre che seguiranno questa autovettura invece saranno a guida autonoma, cioè garantiranno ad esempio delle distanze di sicurezza e potremo liberarci della guida manuale e rilassarci durante il tragitto. Allora Maria, appunto quello che diceva anche il professor Luppiello da Napoli, no? Effettivamente ci si crede perché si investe molto su questa possibilità, no? Di auto magari senza conducente, quindi è così, ti risulta? Ma quello che ha detto il professore è vero, noi l'abbiamo anche fatto vedere, abbiamo fatto un servizio a Costume e Società su questo, perché c'erano proprio le immagini di questa trasferta lunghissima da Parma alla Cina che fece questa società di Parma. Scusami, io quello che chiedevo, la strada tutta dritta, cioè nel senso non c'era nulla in mezzo? No. Dunque il punto è che, come ha confermato il professore, è una ricerca che è da tanti anni che si fa, no? Poi sull'onda delle nuove tecnologie chiaramente è stata accelerata. Perché? Perché per fare intanto sono dei robot queste macchine, perché hanno sensori radar, infrarossi, videocamere, telecamere, cioè sono dotate di qualsiasi cosa, di qualsiasi sensore possa accorgersi di quello che succede attorno e dentro l'auto. Per cui è molto complicata l'auto a guida autonoma. Tra l'altro noi l'abbiamo provata in esclusiva in Germania. Ecco, di questo ero curiosa. E siamo stati i primi come TG2 Motori, come TG2 a provare questa macchina, e l'ho provata sull'auto, ed è una macchina normale perché la vettura di cui parlava il professore era ancora un po' così un prototipo, no? Quindi si vedevano tutti questi computer all'interno e fuori della macchina. Quella che abbiamo provato noi era una macchina normalissima, a tutti gli effetti. Non si vedeva nulla, solo che all'interno era piena di sensori di radar, di raggi infrarossi, ed è impressionante perché il pezzo di strada che è stata autorizzata, perché poi lì c'è un problema, come diceva anche il dottor Guidoni, a livello legislativo sarà un problema grosso da risolvere. E quindi è stata autorizzata questo tratto di autostrada affinché possano circolare le auto a guida autonoma. Ed è impressionante perché questa macchina effettivamente va da sola, cioè lei ti dice posso guidare, tu lasci il volante, lasci la pedaliera e lei va da sola, mette la freccia, sorpassa, rientra, e tutto questo avviene grazie a dei sensori, ai radar e tutto quello che ha attorno. Ma l'uomo può intervenire in quel caso, tu che eri all'interno? Assolutamente, l'uomo può intervenire. Nel momento in cui tu decidi di riprendere il volante, di mettere, lei lascia tutto e tu ritorni in possesso della macchina. Allora, il problema, i vantaggi quali sono? I vantaggi in futuro potranno essere quelli che, per esempio, in città chi non ha un'abilità a guidare, cioè chi è magari disabile, chi non ci vede, chi ha problemi, insomma anche
non è completamente autonomo fisicamente, Sì. potrà essere aiutato da questa guida autonoma, perché se tu non ci vedi bene, chiaramente la macchina che va da sola, Certo, è molto arriva, indipendente, quindi tu puoi riesce... salire, la chiami con un'app attraverso il telefono, lei viene, tu ci sali, lei ti porta, tu scendi, e quindi diciamo questo potrà essere un vantaggio. E poi l'altra cosa con Che cui diceva Umberto diceva anche Guidoni. con Umberto Guidoni Ania. è che effettivamente, siccome gli incidenti avvengono, la maggior parte degli incidenti avvengono perché l'uomo è distratto e fa tutt'altra cosa in macchina, Ecco, non me ne invece che parlate. guidare, quindi al cellulare, eccetera, eccetera. Questo diminuirà gli incidenti sicuramente, perché allora tu che già sei distratto in macchina dovresti guidare, potrai essere distratto perché Totalmente la macchina andrà da distratto, sola. certo, la macchina E va da quindi sola. questo potrebbe essere un grande vantaggio in città, dove però ancora è molto complicato Ecco, avere svantaggi? una... Gli svantaggi sono che ancora c'è il problema legislativo, ci dovranno essere regole completamente nuove a livello legislativo, perché di chi sarà la colpa se l'auto farà un incidente? Del proprietario, come ha detto Umberto Guidoni, del proprietario della macchina, di chi? No? Perché poi la macchina dovrà scegliere, la macchina come i computer è sempre progettata dall'uomo, quindi quello sarà il problema. Certo, scegliere il mare minore sarà vedo un po' complicato, insomma. scegliere appunto chi colpisci. C'era un articolo bellissimo su questo che diceva se si trova un bambino, un anziano, un dottore, chi colpisce la macchina? Perché il bambino ha tutta la vita davanti, il dottore serve perché cura gli uomini, quindi e l'anziano, mi pare di capire che cioè, poveraccio l'anziano. quindi Vabbè, insomma, era un ovviamente. articolo, Certo, però insomma che diciamo però rende che, l'idea, che è no? una tecnologia Paradosso che rende l'idea. che servirà sicuramente in molti casi, e poi ci sarà tutto il problema legislativo da mettere Rapidamente appunto, non Guidoni, sarà ecco, su quello che facile. ci ha appena detto Maria Leitner, per quanto riguarda però voi focalizzate molto sulla sicurezza, no? Perché è evidente che poi quello è il primo passo da fare, una macchina di questo tipo senza conducente, la sicurezza è fondamentale, quindi investire in questo immagino, no? Ma sicuramente Sarà un po' più sicura, gli aspetti di sicurezza che vanno contro l'80% delle cause di incidente, perché il comportamento umano fa l'80% degli incidenti stradali in Italia. Sicuramente questo sarà un aspetto sul quale noi siamo convinti che si farà un grande passo in avanti. Certamente ci dovrà essere accanto a questo, oltre che un quadro legislativo adeguato, anche un sistema infrastrutturale adeguato, perché questi veicoli hanno bisogno anche di un colloquio, di diceva un Maria, dialogo certo. con l'infrastruttura che percorrono, Evidente. perché altrimenti se non ne ricevono le informazioni corrette il rischio Possono che sbagliare. possano provocare incidenti di altro tipo, non dipendenti dal comportamento del conducente, ma dipendenti dal comportamento del software, ci possono essere. Quindi è chiaro che noi siamo favorevoli a uno sviluppo, ma che deve essere uno sviluppo che tenga conto di tutta questa serie di aspetti, e solo nel momento in cui esiste questo quadro d'insieme, allora fare in modo che questi dispositivi e queste macchine si sviluppino. Tant'è che in Italia attualmente non è possibile effettuare sperimentazioni in ambito pubblico, si può fare soltanto in aree protette o private. Ci dovrà essere una mobilità integrata, no? Quindi anche le strade, anche, e questo si sta studiando soprattutto in America, nei paesi del nord, dove già per esempio le macchine possono parcheggiare da sole, tu con un'app le puoi parcheggiare, però ci sono tutti i sensori anche per esempio nei garage privati, dove uno è dotato di questa tecnologia, lo può fare perché già il garage è dotato di sensori che comunicano con la macchina, e le vetture comunicheranno tra di loro, quindi questo sarà assolutamente fondamentale. E comunque oggi già ci sono alcuni sistemi che aiutano il conducente e fanno già tutto da soli. Per esempio la frenata assistita aiuta il conducente distratto, perché si accorge che il conducente è distratto e che si avvicina troppo alla macchina E che quindi lo ti precede. avverte? No, frena da sola. Frena proprio la Frena macchina? da sola, e se tu per esempio esci dalla tua Interessante. corsia, il volante comincia a vibrare e lì ti E quindi lo avverte, senti, ti certo. avverte che tu stai prendendo un'altra corsia che non è la tua. E quindi questi sistemi già aiutano i conducenti che non sono attenti alla guida, no? Voglio dire una cosa ai nostri telespettatori, che anche l'altra volta, avete visto, abbiamo portato dei robot qui in studio, devo dire che mi hanno lasciato a bocca aperta, perché veramente autosufficienti, che giocano a calcio, tirano, anche si comportano in base a quello che fa il compagno di squadra, quindi veramente cose eccezionali. Perché veramente non stiamo parlando di aria, ma sono tutte, diciamo, si sta investendo molto su questo settore, moltissimo su questo settore, specialmente negli Stati Uniti, ma
ma non soltanto, avete sentito già al nord Europa esistono queste realtà. Realtà anche dettate, per esempio avete visto i droni? Spesso li vediamo in giro, Maria Rita, anche il drone è un altro oggetto misterioso ma mica tanto. Sì, in realtà le problematiche che appunto sottolineavano sia Guidoni che Maria per quanto riguarda l'auto che a guida automatica, chiamiamola così, in qualche modo investono anche i droni, che comunque sono degli aeromobili a guida, insomma, autonoma, quindi senza pilota, per cui anche lì c'è da rivedere, da riorganizzare un po' tutto il sistema anche assicurativo, tant'è che l'ENAC, che è l'ente nazionale di aviazione civile ha dovuto stilare dei regolamenti, per cui la tecnologia va avanti e ha un passo molto rapido e il paradosso è che si fa un po' fatica, l'uomo fa fatica a stare dietro a quello che in realtà progetta e crea, e quindi appunto le problematiche che si affrontavano prima per il percorso terra e anche in qualche modo sono anche quello aereo. Per quello aereo, perché c'è appunto tra virgolette la deresponsabilizzazione dell'individuo. Sembrerebbe, in realtà non è così, non è così, perché anche per pilotare i droni e per poterli utilizzare ci sono dei regolamenti, certificazioni, attestati, cioè non è una cosa così semplice da gestire. Tra l'altro, Marita, proprio su quello che stavi dicendo mi viene una riflessione, ovvero dicevi appunto bisogna poi adeguare, no? Diciamo, l'uomo, le leggi, tutto quanto alle nuove tecnologie. È evidente che magari con una legge ce la possiamo anche fare in modo rapido, però poi mancano le strutture, perché poi siamo sempre là, ci sono delle strutture che vanno adeguate alla tecnologia. Allora, prima di tornare a Napoli, noi vogliamo vedere, perché vi ho detto che vogliamo così vedere un robot pizzettaio, diciamo Rita prima è un po' abbiamo voluto provocare, vediamo di che si tratta. Perché Napoli? Perché si fa della ricerca dell'ingegneria di alto livello. I came from Japan. Napoli, Università degli Studi Federico II, Facoltà di Ingegneria. In un'università così enorme, questo è quasi un garage. Questo è un laboratorio 24/7 che è sempre attivo, fine settimana, la sera, cioè i ragazzi lavorano con talmente tanta passione che poi diciamo è la molla a fare ricerca. In questo luogo di sintesi tra ricerca meccanica e ingegneria, Antoine e Jean lavorano insieme ad altri ragazzi italiani e stranieri. Il gruppo sta mettendo a punto Rodiman, l'ultimo in ordine di tempo dei 15 progetti europei ai quali il laboratorio lavora da 8 anni. Con 8,5 milioni di euro ottenuti. Noi abbiamo reclutato diversi borsisti e postdoc, quindi persone con il dottorato di ricerca anche dall'estero. Quindi abbiamo un gruppo internazionale. Poi la cosa che in qualche modo contraddistingue le attività di ricerca di questo gruppo è la interdisciplinarietà. Io ho ragazzi che sono laureati in ingegneria di automazione, ragazzi che sono laureati in meccanica, in biomedica, persino in informatica, e questo da un lato ravviva il gruppo e dall'altro mette delle competenze trasversali che per la robotica è essenziale per fare ricerca. Ad attrarre questi ragazzi un progetto particolare, la realizzazione di un robot in grado di replicare nella gestualità attività umane con un alto livello di destrezza e mobilità, al punto che sarà capace di manipolare una pizza. La peculiarità di questo progetto è che per la prima volta si vuole affrontare la capacità di un robot bimanuale, quindi con 2 braccia e 2 mani, di manipolare degli oggetti deformabili. Non solo, ma la manipolazione può essere anche fatta di questi oggetti senza afferrarli, ma può essere fatta in maniera non prensile, vale a dire senza toccarli. Quello che vedete qua è un disco di silicone che idealmente vorrebbe rappresentare una pizza, perché essendo il progetto napoletano noi abbiamo pensato che il miglior artefatto di un oggetto deformabile potesse essere proprio la pizza napoletana. È il momento della simulazione vera. Arriva l'altro protagonista dell'esperimento, il pizzaiolo. Buongiorno professore. Ci sono gli impasti? Ci sono. Possiamo far vedere come si fa a acquisire i movimenti di uno chef pizzaiolo? Indossiamo una tuta biocinetica dotata di sensori. Tramite dei trasmettitori invia i segnali via wireless al computer, dove c'è un software che ricostruisce
il movimento sulla base di un modello biomeccanico. Stiamo in effetti rubando il mestiere al pizzaiolo, perché come potete vedere stiamo acquisendo i suoi movimenti. Le applicazioni più interessanti potrebbero essere per esempio in campo medico, perché attualmente nel campo della robotica, della chirurgia robotica, c'è un'ottima percezione di tipo visivo, però non c'è la sensazione tattile, la percezione di forza. Noi stiamo valutando la possibilità di integrare dei microsensori nelle pinze, nei bisturi che vengono utilizzate per la robotica chirurgica, proprio per avere questo senso di percezione. No, scusate, mi viene da sorridere perché effettivamente, professore, andiamo a Napoli, no? Perché rimaniamo nella patria della pizza, dico io. Professore, ma effettivamente ci lascia sbalordito tutto quello che poi riuscite a fare nella vostra università, ma non soltanto, no? Sì, vabbè, chiaramente l'espediente della pizza è un espediente che, anche mediatico, che abbiamo voluto, diciamo, che abbiamo considerato in questo progetto proprio per cercare di dare un risalto a quelle che sono delle ricerche all'avanguardia che si fanno in Italia e che spesso, proprio perché magari troppo complesse, non raggiungono, diciamo, poi l'interesse del pubblico. Magari attraverso un espediente che sia molto più semplice da comprendere, come quello che abbiamo scelto noi, appunto, che è la manipolazione, quindi la creazione della pizza, che è un tipico, appunto, artefatto della nostra tradizione qui a Napoli, riusciamo ad attrarre interesse. E da questo poi, diciamo, attraverso questo interesse si mette in moto un meccanismo che è assolutamente fruttuoso. Le faccio un esempio: dopo il servizio che avete appena trasmesso abbiamo ricevuto diverse chiamate, una di queste porterà probabilmente all'introduzione delle tecnologie che stiamo sviluppando nel campo dell'industria delle scarpe, proprio perché ad esempio in quel settore ci sono materiali deformabili che necessitano di una manualità che i robot attualmente non hanno. Maria Rita, quando ti sei trovata lì ti sembrava di stare nel mondo, non so, della fantasia quasi. Beh, sicuramente sono rimasta attratta intanto dalla passione che serpeggia tra i ragazzi e non solo, anche dai professori. Il professor Siciliano, che è un po' il padre del gruppo, ha tenuto a sottolineare il fatto che è vero che c'è molto studio, molta applicazione, ma c'è anche tanta passione, tanto talento sicuramente. E questo è stato un po' il clima che mi ha più catturata. Poi chiaramente vedere quelle cose così tecnologiche, così futuristiche un pochino, mi ha abbastanza incuriosita. E poi chiaramente insomma, uscita dal laboratorio avevo una voglia di pizza non indifferente. Poi quando abbiamo visto arrivare il pizzettaio, esatto, con la sua farina. C'è da sottolineare, credo, un aspetto molto importante, che forse può interessare anche i giovani. Ecco, quel laboratorio in quel garage dove la passione, il talento, lo studio, l'applicazione rappresentano i punti fondamentali dell'esperienza che si sta vivendo. In quel laboratorio arrivano anche molti giovani stranieri, quindi questo è un segnale molto importante da dare ai nostri ragazzi, cioè quando la ricerca c'è, quando la ricerca è fatta in un certo modo e quando funzionano chiaramente certi meccanismi, addirittura i cervelli vengono. Io i primi due ragazzi che ho fatto vedere, uno era un francese e uno era un giapponese. L'abbiamo notato, bella questa cosa. Il gruppo è formato da altri ragazzi stranieri. Pensate che negli ultimi 8 anni questo laboratorio, questa sezione ha ottenuto dall'Unione Europea 8,5 milioni di finanziamenti per 15 progetti europei, e Rodiman credo che sia l'ultimo dei progetti che si stanno realizzando. Questo per dire grandi investimenti, grandi investimenti, però in questo caso c'è da dire che i cervelli ce li teniamo e qualcuno, anzi, arrivano da fuori. E questo credo che sia un segnale da dover dare. Tra l'altro adesso c'è stata anche pochissimi giorni fa una boccata d'ossigeno alla ricerca con
con dei finanziamenti arrivati insomma, qualche settimana fa, credo che si parli di 2,5 miliardi, per cui Sì, una la cifra ricerca del genere. in qualche modo vuole essere un punto di partenza, un volano anche per l'economia. Sicuramente. E ci tengo anche a sottolineare un altro aspetto, e probabilmente il professore da Napoli ce lo potrà sottolineare ancora meglio. Non è detto che l'utilizzo dei robot tolga lavoro. Io credo che questo sia un messaggio da dover sottolineare. Bravissima Maria perché Rita, altrimenti perché era la mia domanda che stavo per fare. se ti No, ho anticipato, ma ma che era scusa, un anzi, passaggio a me forse piace che andate di vostro e hai toccato secondo me l'aspetto più importante, perché sai, quando ieri io ho lanciato sui social questo argomento, molti giovani tra l'altro hanno scritto proprio questo: ma non sarà che ci toglie il lavoro, magari il robot ci toglie il lavoro? un dato, uno studio. È chiaro che poi tutto deve essere integrato, un po' quello che dicevamo prima, devono funzionare i vari apparati, le varie, si devono intrecciare programmazione, ricerca, studio, investimento Certo. e quant'altro. C'è un dato che mi ha incuriosito e che volevo un attimo condividere. Nel 2050, parlavamo prima dei droni, tutto ciò che ruota attorno ai droni dovrebbe sviluppare addirittura 150.000 posti di lavoro. È chiaro che si parla di lavori che sono ad ampio spettro attorno a questo settore tutto produttivo. il cosiddetto indotto, no? Per che cui provoca se esattamente la questo, no, ricerca Maria? poi è fatta Certo. in un certo modo e la robotica è chiaramente fatta a servizio dell'uomo, in qualche modo è occasione anche, è occasione Nel di servizio si diceva una cosa molto importante, professore, vengo da lei perché dobbiamo chiudere, mannaggia, proprio rapidamente per anche il reparto di sanità, per la medicina, tutto questo, perché quello è importantissimo. Allora, professore, sono costretta a chiudere, ma noi vogliamo tornare su questo argomento. La ringrazio davvero tanto per tutto il lavoro che fate, Maria Leitner, Maria Rita Greco, grazie davvero, Umberto Guidoni, ANIA, Associazione Nazionale per le Imprese dell'Assicurazione.